Nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi sembra ci sia una apertura relativamente a quello che era il nostro grande problema, che era lo sgonfiare i cassetti fiscali carichi di tutte le nostre imprese. La strada degli F24 per sbloccare il nodo dei crediti incagliati, ipotesi emersa nell'incontro tra costruttori e governo, sembra aprire una fase quantomeno di tregua dopo le polemiche feroci dei giorni scorsi. Lo stesso Ghiotti, a seguito dello stop alla cessione del credito preannunciato dal ministro Giorgetti, aveva parlato di un esecutivo boia, pronto a decapitare le aziende edili. Parole forti nella regione che in Italia ha fatto il maggior uso del superbonus. Troppo presto comunque parlare di pace. Non ci sono certezze e buona parte delle richieste degli imprenditori è ancora sul tavolo. Contenti a metà, anche perché noi speravamo che, ma sul tema ci siamo ancora, che potessero anche allungare, aumentare quelli che erano gli anni per poter defiscalizzare e decontribuire i crediti, passare fino a 10 anni. Questo ci dava un'opportunità. Intanto la politica resta divisa. Fratelli d'Italia, anche nella Marca, rivendica la scelta del governo, critica le modalità il Partito Democratico. Non si può uscire, sì, ok, blocchiamo tutto e poi discutiamo. Cioè, questo è la cosa che non va bene, che crea ancora più danno. Il governo ha intrapreso una strada, come ha intrapreso strade su altri determinati temi. Quando prendiamo e ci indirizziamo verso una strada, cerchiamo di mantenere sempre la rotta. Gli assestamenti ci stanno.